Una base navale, ecco il mondo nel quale abita il racconto. Rimorchiatori e gru galleggianti spengono i fuochi per riposarsi, mentre da un'altra banchina si leva il fumo delle navi che hanno acceso per uscire. Sono navi vive queste, ma più in là, quasi appartata, immobile e silenziosa, ecco una nave sulla quale la vita si è spenta per sempre. È una grande nave da battaglia, in disarmo. Ora fa parte di un mondo fuori della realtà, un mondo di ricordi che si sfocano nel tempo, di vecchie storie che si trasformano in leggende, di leggende che la fantasia dei marinai popola di fantasmi. Un solo tenue filo la tiene ancora legata al mondo dei vivi. È questo vecchio guardiano dell'arsenale che ogni sera al tramonto si arrampica a bordo per la vigilanza notturna. Ancora di sinistra! Fondo! No, no, guarda! Fermo! Cosa vuole? Non si capisce, comando. Non c'è fondo, il fondo qui, deve andare via! Agguanta prora! Fatelo salire a bordo! Cosa c'è? Non si può armeggiare qui, comandante. Per quale ragione? Le ragioni posso dirgliele, ma solo in segreto. Bene, venga. Il punto di ormeggio che ci ha comunicato il comando dell'arsenale è qui, guardi, a fianco all'Alfa 2. Sì, ma il comando dell'arsenale non sa. Io solo so. Lì vicino a quella nave non può stare nessuno. A bordo ci sono 7 uomini che fanno buona guardia con me. E qualunque sarà il destino di quella nave, nessuno riuscirà ad allontanarli da bordo, perché non sono uomini vivi, sono fantasmi. Eccoli, sono tutti e 7 su questa pagina. Li ho segnati io, perché io sono stato il loro destino, perché io li ho uccisi. Lo specchio d'acqua davanti all'Alfa 2 appartiene ai morti e deve rimanere sgombro stanotte, perché è una notte importante. La vostra nave appartiene ancora ai vivi e non può rimanere qui. Ora il comandante ricorda. Il vecchio era capocannoniere sulla corazzata. Nell'ultima navigazione, per impedire che l'improvviso allagamento di un locale mettesse a rischio la sicurezza della nave, chiuse una porta stagna, bloccando nell'interno 7 uomini che vi trovarono la morte. Questa è una notte importante perché è quella dell'anniversario. Il vecchio custode scenderà nello scafo vuoto e silenzioso fino a raggiungere la porta stagna. La porta è chiusa e puntellata da travi perché oltre quella parete c'è il locale allagato che racchiude ancora i corpi dei 7 marinai. Attraverso la parete ascolterà il mormorio dell'acqua, poi dall'acqua affiorerà un suono di chitarra, poi un fischio e poi man mano tutti i rumori e le voci della nave, come se la nave si rianimasse con i suoi uomini vivi e con i 7 morti, i quali questa notte rivivranno le ore che precedettero e accompagnarono il loro ultimo viaggio. Ma il custode nella sua tormentata allucinazione non è il solo a credere ai fantasmi. È una leggenda alla quale credono tutti i marinai per un fatto che da anni nessuno è riuscito a spiegare. All'arrivo della nave alla base,
qualcuno pose una rosa bianca sulla bara del comandante, come a simboleggiare i 7 che non avrebbero avuto sepoltura. Ma nel trasbordo della salma il fiore cadde in mare. Da allora ogni anno, lo stesso giorno, all'alba, appare sull'acqua una rosa bianca vicino alle catene di ormeggio. C'è chi dice si tratti di uno dei tanti fiori secchi buttati in acqua dalle altre navi e portati dalla corrente. Ma in realtà la rosa è sempre viva e fresca. Altri invece dicono che ogni anno sia una giovane donna a deporre quella rosa in mare. Ma in realtà nessuno l'ha mai vista. Quello che è certo è che ad ogni anniversario il vecchio custode, scendendo all'alba dopo la vigilanza notturna, ritrova sempre una rosa galleggiante sull'acqua accanto alle catene. E così egli la raccoglie e la porta al cimitero. Buongiorno capo. Andiamo, vedi giù. Quel giorno Capo Arena faceva una rapida ronda prima di recarsi a sbrigare le sue commissioni a terra. In questo corridoio incontrò il primo dei 7 personaggi, anche se il suo nome fu l'ultimo tra quelli scritti sulla pagina del taccuino. Da quanto sei a bordo? Da 3 giorni. Quanti anni hai? 15. Sei allievo meccanico? Signor sì, maresciallo. Capo. Signor sì, capo. Scusi, capo. Cosa c'è? Quando l'Alfa 2 finisce i lavori di riparazione alle macchine, va via da Pola. Già? E gli allievi meccanici li rimandano a terra alle scuole. E dove vorresti andare? No, dicevo, Come ti chiami? Toto Fanin, Tommaso Fanin. Toto. In città c'è una libreria per marinai che si chiama Toto. Sì, la sei davanti all'Arsenale. C'è una signora vestita di nero dietro il banco. Sì, Come no? Me la ricordo che saranno 15 anni. è mia mamma. Mm. Il secondo personaggio lo incontrò nella saletta del barbiere, ma lo conosceva già e bene.
Genna, chi lo fa? Don Gennà. Mi devo alzare. No, non ti sforzare. Ti potrebbe far male. Bontà vostra. Comandi, capo. Tu canti sempre. No. La questione è che io sono un tipo umanitario. Canto se devo consolare qualcuno. Ah. E chi stai consolando adesso? 2 condannati. Intendendo per condannati chiunque per qualunque ragione si trovi, Dio scansa e libera, nelle mani di un barbiere di bordo. E spiegami un po', perché la chitarra la tieni a terra alla stireria? Perché la mia è una chitarra preziosa. Caparì, quello il primo anno di guerra mi ha salvato la vita, mi ha tenuto a galla in mare. Ed io adesso, per debito personale, devo stare attento alla sua vita. È una corazzata, Caparì, non è un posto sicuro per una chitarra. A proposito, tu hai già fatto 10 imbarchi in 3 anni. Ti spetterebbe una buona destinazione a terra. Vuoi andare a Napoli? No, Caparì, il treno è più pericoloso, non si sa mai. Per la chitarra. Beh, potrei farti destinare qui a Pola, così la chitarra non corre rischi. Resterebbe nelle buone mani della proprietaria della stireria. No, grazie, Caparì. Mi farebbe piacere, ma non bisogna mai sfrugliare il destino. Quello è dispettoso e bisogna lasciarlo fare senza interferenze. La motolancia a disposizione del capocannoniere è pronta alla scala. Buongiorno Caparina. Buongiorno. A quanta flora? Scendendo a terra, conobbe per caso nella stireria il terzo personaggio. Oh, senti Nina, vuoi farmi impazzire? Sì, mi hai sì, permesso poi ieri, ti poi mi hai spiego, detto ma oggi. adesso lascia. Ma insomma, Può venire guarda, la padrona. basta, io... Disturbo? Ti aspetto stasera all'uscita. Allora, mi raccomando la roba, sono 2 corpetti, un cabisaccio e 3 paia di calzini, Sono venuto per... La biancheria, sì, ho visto. Di che bastimento sei? CT21. Forse stasera partiamo. Ah, Per una missione. Capisco, capisco. Via, via. Svelte, figlie, travagliuma, su. E zitte, ne? O c'è Caparena? Buongiorno, è pronta la biancheria di Dario? No, ancunen. E perché non è pronta? Perché Dario Altesi è segnato per domani. Sempre domani qui. Se ne va già via. Ho il sarto e poi l'ospedale oggi. Mi raccomando, la chitarra e il chitarrista. Arrivederci, Beppi. Carlo suo, arrivederci, arrivederci. Però la ragazza non si scoraggia, ha fiducia. Le assicura che lui tornerà e che la sposerà. E quello ritorna. Quello ritorna, ma tu non ritorni. Eccomi qua, sto qua. E già che andava benissimo, ma è meglio riprovarla. Pensi un po', e il tornavivo per miracolo e dopo 2 affondamenti alzi il braccio. Benissimo. Finalmente questi 2 ragazzi potranno sposarsi. Si sente accomodo? No. Ah, un figurino, si sono preparati il nido con tanti sacrifici, sa, e hanno tutto pronto, però manca l'autorizzazione del comando. Si tolga i pantaloni, sono proprio 2 bravi ragazzi, Cialo, proprio bravi. A proposito, lei non potrebbe far qualcosa per vedere di agevolare la pratica? La ragazza sta per avere un bambino, sai, e se non la sposa subito, lui E capisce... io che c'entro? Non faccio mica la levatrice. Ah, beh non! Anna, ti senti che fortuna? Signor Capo Arena, il dice che si interessa subito della tua pratica, sai tu? Vieni a ringraziarlo, sei qua. Sta seduta. Come si chiama il fidanzato? Sottocapo elettricista Serra Luigi, matricola 2036. Ha fatto tutta la guerra imbarcata, ha avuto 2 affondamenti, un elogio scritto. Lo so. Stai seduta. E a terra ora? Sì, al deposito. Va bene. Appena lo vedi, digli che vada a mio nome da Capo de Marzi. Ah, beh, alla non- segreteria comando, capito? Sì, grazie. E mi scusa, ma coi ferri al fuoco. È in questo clima di intima commozione che Capo Arena si imbatté nel quarto personaggio.
Il quinto personaggio era in attesa, in testa a questa fila. Avanti, avanti il primo. Gli altri possono andare, a domani. Qui c'è il nostro capo Arena. Disturbo, colonnello? No, venga, venga, mi fa piacere vederla. Come ti chiami? Kopovic e Stanislao. Si accomodi. Kopovic. Aspetti un momento che sbrigo questo, cartella clinica. Eccola. Mitragliamento da aereo. È la terza volta. Stai zitto. Scheggia all'apice del polmone destro e lesione ossea del ginocchio sinistro. Ultima lastra, 3 agosto. Controlliamo il ginocchio alla scopia. La radiografia del torace nel pomeriggio. Se intanto lei vuole sfogliarsi, si accomodi nel mio... No, grazie. Non sono venuto per farmi la fotografia. Ah, meglio così. E allora? Volevo sapere come ha trovato il marinaio che è al carcere militare, Dario Altesi. L'ho trovato piuttosto seccato di passare la visita. Dice che lui non l'aveva chiesta affatto, fare buio. Sì, è vero, signor colonnello, perché l'ho chiesta io. È un suo parente? Aumenta tensione. No, signor colonnello, ma l'ho visto nascere. Ed è con me a bordo dal principio della guerra. Come sta? Benissimo, luce. E per stamattina basta. Oh, il suo protetto sta benone e può stare tranquillo. Ah, grazie, signor colonnello, ma deve fare ancora 5 giorni di prigione. E allora? Non potrebbe prescrivergli qualche cosa per sollevarlo? Gli porti qualche buon libro che gli sollevi lo spirito. Grazie, colonnello. E mi scusi tanto. Non c'è di che, arrivederci. Ecco il sesto personaggio. Cos'è questo gesto? Insalatina per un amico. Dove sei destinato? Al semaforo di Punta Croce. Perché? Come ti Cosa chiami? succede? Su, un nome. Carlino Ribotti. Ne vuole un mazzetto? Te lo do io il mazzetto. Ti farò rapporto. Prendegli sto cesto e buttalo via. Desidera, capo? Desidera, prego? Ah, ecco, vorrei un libro per uno che... Un libro morale, ecco. Un libro educativo. Sì. Di autore moderno? Sì, sì, moderno. Ecco qua. Questo mi pare che vada bene. 30 lire? Sì, ma per la marina faccio uno sconto. 25 lire. Ah, grazie. Le do subito il resto. Il settimo ed ultimo personaggio occupava il primo posto nel cuore e nel mondo di Capo Arena. 9. E la biancheria? Non era pronta, te la porterò domani. Puoi disturbarti anche domani. Non è un disturbo, e lo sai. Bene, l'ora di aria è finita. Grazie tanto per il libro. E... Aspetta un momento. cosa c'è? Tuo padre è a Pola. È arrivato con la squadriglia? No, la squadriglia è rimasta per i lavori a Venezia. E che cosa è venuto a fare qui? È venuto per te. Per me? Non dire sciocchezze. Perché non ci credi? Perché non è possibile. E te lo dimostro subito. È arrivato solo? Rispondimi. No. Me l'immaginavo. Ha portato con sé anche sua moglie, non è vero? Sì. E tu, scommetto, ti sei precipitato ad aprire porte e finestre per fargli trovare la casa Non sapevo spolverata. niente. Ho avuto un biglietto stamattina. Che cosa diceva? Che vuol vederti. Per una spiegazione. Sa che mi trovo qui? No. Non gli pare vero di potermi rinfacciare che sono finito in galera? Non gli pare vero di farti uscire di qui? Sì, può darsi, ma solo per il gusto di dimostrarmi la sua autorità. Ma Dario, sei impazzito. Non sono impazzito. Vedo le cose come stanno. In qualunque modo mi fa uscire o viene a trovarmi qui è sempre umiliante per me. E perciò ora non ho proprio nessuna voglia di incontrarlo. Quando ci ritroveremo da pari a pari se ne riparlerà. Ma Dario... E non mancherà l'occasione, tanto non durerà ancora molto la guerra. Vai, riportami dentro.
qua, arrivo. Scusami se ti ho fatto attendere. E mia moglie? È in giardino. Vuole aiuto, comandante? No, grazie. Come va, Arena? Bene, lei è un po' sciupato. Oh, di pure invecchiato. Ah, ti sei presa la più bella rosa del mio giardino? Me l'ha offerta sua moglie. Le ho piantate io, te ne ricordi? Me ne ricordo, comandante. Pochi giorni prima che scoppiasse la guerra. Già, infatti. A quelle rose è legato il mio ultimo ricordo di una casa e di un mondo in pace. Bene, portala pure a bordo. Ma non sciuparla, eh? Grazie, non dubiti. Si ferma molto qui, comandante. Ho 20 giorni di licenza, salvo complicazioni, naturalmente. Allora le mando un'ordinanza, se crede. No, grazie, faremo tutto da noi. Silvia sta preparando la camera di Dario. Infatti è giù nello scantinato a cercare qualcosa per rialzare il letto. Già. Ora è un po' cresciuto, Dario. Bene, dimmi di lui. Vieni, siediti un momento, vieni. No, grazie, comandante. Devo andare via subito. Ah, dimmi come sta. Bene. Sta bene. Gli hai già detto che sono arrivato? No, comandante. E perché? Perché non è a bordo. È sbarcato? No. È a terra per... Per che cosa? Per scontare una punizione di rigore. Cosa ha fatto? Rifiuto d'obbedienza. Contro chi si è ribellato? Contro di me. Io ho dovuto far rapporto perché c'erano altri marinai. E se foste stati soli? Comandante, lei sa quanto affetto per Dario. Questo non è affetto, è debolezza. Dario è un ragazzo. Perché non hai creduto opportuno di dirgli che sono qui? Ma, dato che è in prigione, per non avvilirlo. Cambiamo argomento. Cosa si pensa della guerra qui? Qui come dappertutto, comandante. I marinai che non sono mai stati imbarcati non vedono l'ora che la guerra finisca, bene o male, pur di tornarsene a casa. E a bordo? Non lo so. Non ne parliamo mai. Bene, non voglio farti perdere altro tempo. Comandante. Cos'è? Fotografie di Dario. Ah, grazie. E grazie di tutto. La prego di salutare la signora. Andrea, le tue rose sono veramente belle, ma le melograne del mio alberetto sono un'autentica meraviglia. Beh, per la verità non sono davvero niente di speciale né le tue rose né le mie melograne, ma mettono tanta gioia, perché è come se fossero lì a ricordarci che prima o poi riprenderemo insieme i nostri programmi di rurali e nessuno potrà più separarci. Ah, guarda i tacconi che ho trovato. Ci sono anche le incavature. Dario? Sì. Vengo subito, li porto nella sua stanza e No, dopo è ritorno. inutile. Non serviranno. Ma cosa c'è? E Caporina è già andato via. Sì, Caporena non è nato diplomatico. E le bugie le dice male. Ma ti ha detto di Dario? No, anzi, ha cercato di non dire, ma io ho capito. Mio figlio, col suo ingiusto rancore, ha messo tra me e lui una paratia stagna. Ma è accesa la radio? No. Andiamo dalla ragazza in archeria! Andiamo a liberarle noi! Anche Adela fa pispaccia con noi! Ragazzi, lasciate subito il lavoro e filate a casa, via! Uscire una alla volta dalla porticina del vicolo a intervalli di 5 minuti una dall'altra, capito? Un momento, ma è e mi raccomando, diritte a casa! Senza guardare in faccia a niun. Insomma, capisse?
guarda, che non far la sciocca, sono io. Buonasera, signora. Don Gennà. Don Gennà. È finita la guerra. Oggi vado in città, corro un brutto rischio. Ma c'è successo? Un maresciallo voleva farmi un rapporto perché mi ha trovato che andavo sotto braccio una ragazza della stileria. Ma io sono scappato e non mi ha preso il nome, capito? Ma se mi incontra oggi sono pasticci, perciò vacci tu a ritirare la biancheria. Dimmelo poco, allora dovrei portare pure lo cesto della verdura? Certo. No. Ma sta a sentire, vieni qua adesso, ti spiego. Dunque, invece del cesto, tu la verdura la metti in una valigia e poi se ha chiamato quello che deve ritirare la biancheria, vuol dire che il capoposto ha da affidarti una cosa importante. No. Ma senti qua. Movimento urgentissimo. Vieni dentro. Riarmano l'Alfa 2, devono mandare a bordo 600 uomini. A noi hanno chiesto 2 elementi. Ricevuto. Chi ci mandiamo? Beh, intanto possiamo rifilargli quella peste lì. E l'altro magari potrebbe essere... uno di quei 2 che battono all'orto. Tanto sono tutte e 2 uguali, non hanno mai visto da vicino una nave. Già, è vero, ma quale dei 2 mandiamo? Facciamo decidere la sorte. Qui fuori c'è quello che deve andare in città a ritirare la biancheria. Ci andiamo poi là a bordo. Va bene. Avanti. Non c'è permesso. Alzati. Da dove vieni? Io dallo semaforo di Punta Croce. Che facevi lì? Lo conta a te, Sergente, sto sacco di gallette mettilo in nota da rispedire a terra. Come ti chiami? Antonia. E il cognome? Bestia. Per Andi, Antonio, quanta cosa. Attenzione, diamo il sacchetto. Agguanta la cima. Vai, passa la cassa alla pizza. Pronti? Tira. Che c'è, Nostromo? Sta attraccando la silurante. Passare in riga, svelti, muovetevi in riga, su, andiamo. Capo, io dovrei andare a terra a ritirare La biancheria, lo so, passa in riga adesso. Su, voi altri svelti, muoversi, su 2 file in ordine per categoria. Silenzio. Alfa 2, il comandante è a bordo? Non è ancora imbarcato, c'è solo il direttore del tiro. Informatelo che ha avuto ordine di cedergli 2/3 dell'equipaggio e di rimanere qui affiancato in attesa. Bene, mandante. Sì, cara, tutto bene. Al comando in capo si sono resi conto che non mi è possibile raggiungere la squadriglia via terra e mi hanno assicurato per stasera un mezzo che ci porta fino a Venezia. No, volevo appunto avvertirti che non posso ritornare a casa perché mi hanno affidato un incarico. No, è una cosa di poche ore, ti assicuro. Per carità, non ti muovere assolutamente da casa per nessuna ragione. Altrimenti con questo fandango corriamo il rischio di non trovarci più. Capito? No, non ho potuto ancora occuparmi di Dario. Ma fino a stasera c'è tempo per far tutto. E con calma. Sì, cara, ti telefonerò più tardi, Ciao. Dov'è il direttore del tiro?
Hai torre 2. Signor Renzi, hanno segnalato che sta arrivando un ufficiale superiore destinato provvisoriamente a prendere il comando. Bene, avvisare gli ufficiali che si riuniscono alla Scala. Torno subito. Sono qui per sostituire temporaneamente il capitano di vascello che prenderà stasera il comando effettivo della nave. È necessario che sia fatto tutto il possibile perché l'Alfa 2 risulti in grado di muovere al più presto. Non ho altre istruzioni. Tornate pure ai vostri posti. Il DT e il DM mi seguano. Situazione delle tue macchine? La macchina di dritta potrà essere pronta forse stanotte, comandante. Quella di sinistra non prima di domani. E sono ferme da quanto? Da 3 mesi. Artiglieria? Con gli impianti siamo a posto perché non avevamo lavoro di importanza, ma col personale è un disastro, comandante. Ci hanno messo a bordo gente racimolata a terra da tutte le parti di tutte le specie e se dovessimo muovere... Quanti vecchi imbarcati avete? Appena 200. E i nuovi? 600, comandante, più un certo numero che ci manderà in giornata all'ospedale di Marina. L'ospedale? Sì. È un gruppo di conventi che dovevano andare in licenza oggi. Ah, non si può dire davvero che vi siate... Scusate un attimo. Salve, Artesi. Ehi, vecchio pirata, Ho come un va? invito per te da parte dell'ammiraglio. Cosa c'è di nuovo? Adesso ne parliamo. Vieni, ho qui a rapporto i capi servizio. No, un momento, sarà meglio che li informi dopo. Bene, allora andiamo nel mio studio. Almeno sulle siluranti avevamo tutte le comodità. Qui invece siamo accampati come zingari. Perbacco, 1:45. Sì, 1:45. Dove vai? Capo, io devo andare a terra a ritirare... La biancheria, lo so, ma il DT non ha dato ancora a nessuno il permesso di scendere a terra. Mi dispiace. Le successive notizie sulla situazione le avrai per telefono. Non ti muovere dall'apparecchio. E quanto a tua moglie... Ecco, volevo appunto parlartene. Io le telefonerò e cercherò di spiegarle, ma per qualunque cosa possa succedere... Stai tranquillo, penseremo noi a tutto. Grazie. In bocca al lupo. La situazione va aggravandosi. Hanno occupato Trieste e marciano su Pola. Non è possibile prevedere quanto potrà resistere la linea fortificata tra Pola e Trieste. Certo è che la difesa della città sia e non un quarto d'ora di fuoco. E se arrivano a Pola, in pochi minuti li avremo sulla banchina. Ma non qui a bordo, comandante. Già, ma per difenderci dovremo distruggere la città. Purtroppo non c'è da scegliere. Dobbiamo lasciar Pola. Intanto ho chiesto ai rimorchiatori per portarci fuori in rada, ma non risolviamo niente se non potremo contare almeno su una macchina. Comandante, anche riuscendo ad approntare subito quella di dritta, per riscaldarla occorrono circa 3 ore. E poi abbiamo soltanto 50 tonnellate di nafta e se non arriva in tempo il minimo indispensabile. No, non arriverà. La base non ne ha più. Ma allora? La silurante qui a fianco ci darà tutta la nafta che ha a bordo, fino all'ultima goccia. Era l'unica unità che ci potesse fare da scorta. Già, ma anche lì non c'era scelta. Appena ci avrà ceduta la nafta, andrà ad autoaffondarsi. Su, sbrighiamoci a accelerare tutti i preparativi. Renzi. Comandi. Del vecchio personale di bordo lasciamo qualcuno a terra per malattia o altro? C'è un marinaio che sconta una punizione di rigore, ma ho già disposto che rientri a bordo. Ah, va bene. Grazie. Pronto? Dammi subito Villa Altesi, 4334. Sì, linea civile. Interrotta? Da quando? Ah, grazie. Avanti. Cosa vuoi? Io vorrei... Rimanere ancora in ospedale, vero? No, io sto bene. E voglio essere messo in nota con quelli che imbarcano sull'Alfa 2. Cosa ne sai tu se stai bene? Ma io mi sento... Dimmi come ti chiami. Kopovic. Quando hai fatto la lastra? Ieri. Vediamo. Io mi sento bene e voglio imbarcare.
Stai tranquillo che se stai bene a bordo ci vai e come. Lesione al polmone destro, guarito. Coppola, vero? No. Kopovic. Ah, Kopovic Stanislao. Sì, ma anch'io sono guarito. Anche tu, lesione polmonare. Come? Non sono guarito. E non posso imbarcarmi. Ma io devo imbarcarmi. Devo scappare via. Tra poco Pola sarà bombardata. Sarà distrutta dagli aerei. Per amor di Dio, fammi imbarcare, aiutami. Ma io non c'entro. La nota di quelli che andranno a bordo la farà il colonnello. E adesso vai via. Fila. Eh sì, colonnello, vengo subito. No, aspetta, non per andare. Lasciami, sei impazzito. Tremi dalla paura peggio di un ragazzo. Vergognati. In rada prenderemo ormeggio qui, alla boa numero 6. Ma avremo appena 2 metri d'acqua sotto la chiglia in quel punto. Infatti, non è stato scelto a caso il punto. Quei 2 metri d'acqua potranno avere la loro parte nel destino di questa nave. Pronto? Sì, va bene. Arrivano i rimorchiatori. Abbiamo ancora gente dell'equipaggio a terra? Signor sì, qualcuno che ho mandato a terra a ritirare la biancheria personale. Il marinaio che era in prigione. Ecco i rimorchiatori, comandante. Bene. È una parola di SG, non è mio. SG è il mio. Tanto a me, io ho già visto che mi mancano un paio di calzini. Io ne ho 2 paia, deve essere tuo. Guarda un po' questo. Ma guarda un po' i pasticci che combinano le Le ragazze. ragazze fanno i pasticci quando perdono la testa. E vorrei proprio sapere di chi è la colpa. Beh, siete a posto adesso? Sì. Bene, allora incartare, filare, marcia. E quanto pago io? Si può già, sapere non quanto c'è pago? mica scritto il conto. Ma che cos'è questa storia? Io non capisco perché non hai fatto il conto. Perché non ho avuto tempo. Pagherete un'altra volta, va bene? Sì. Sei sicura che ci sarà un'altra volta per me? Andiamo, fila. Ehi, tua zia manda a dire che è guarita, perciò non c'è bisogno che vai da lei oggi alle 3. Giovanotto, poiché i tuoi indumenti intimi si sono mischiati con gli altri 2, per un pregiudizio marinare voi 3 sarete sempre uniti, e nella buona e nella cattiva sorte. Amen. Dove siete imbarcati voi altri? Io sull'Alfa 2. Anch'io. Anch'io. E da quando voi altri? Io da 2 ore. Io da un'ora e tu? Beh, io da un po' di più. Beh, ve ne andate o vi devo buttare fuori? Va bene, va bene. No, andiamo, filare. Arrivederci, io ho da fare. L'Alfa 2 in rada. Cosa succede? Da quanto tempo manchi da bordo? Torno adesso dalla licenza. Se perdevi il treno ti andava meglio. Perché cosa c'è? Ma da dove spunti? Non lo sai che stanno arrivando? Da quando ha acceso? Ma sarà mezz'ora. Beh, faccio in tempo. Oh, occhio, quello è l'ultimo mezzo. Sì, ma prima di 2 ore l'Alfa 2 non sarà pronta con le macchine. Di, sei anziano di bordo? 38 mesi. Arrivederci. Ciao. Ora provo anch'io. Oh, Luigi, vieni da bordo. Quanto tempo hai? Non lo so. Forse pochi minuti oppure... dipende. Dipende da che. Beh, da quello che ti dirò adesso. Stammi a sentire, Anna, è una cosa molto importante. Ma cosa c'è? L'Alfa 2 ha acceso le caldaie e deve partire prima che arrivino quelli, capisci? Certo. Può darsi che ce la faccia e può darsi di no, è questione di minuti. È chiaro? Sì, Luigi. Bene. Ma a noi, a me e a te, quello che farà l'Alfa 2 potrebbe anche non interessarci affatto. Capisci? No, Luigi, non capisco. Di Piemontese, la biancheria del semaforo non c'è più. L'ha presa per sbaglio un ripostiere dell'Alfa 2. E cos'è l'Alfa 2? Oh, bella, eccola lì, ha tutta la forma di una nave. Lascia qui la valigia e vattela a prendere, va? Gida Faust, e come faccio ad andare a bordo? Giovinotto, ci sono cose molto più difficili.
Per andare su una nave è semplicissimo. Si va alla banchina, si domanda qual è l'imbarcazione di quella nave, si monta dentro e si aspettano gli eventi. Ho appena pochi minuti, Nina. Cerca di uscire un attimo. Ma Almeno come un attimo. faccio? Ma che cosa dico alla padrona? Inventa una scusa qualunque. Su, non vuoi farmi delle storie anche adesso. Non gridare, per carità, può sentirti e vederti. Non aver paura, guarda, se esce la padrona, dimmi, così riesci a vedermi. Hai visto? Che c'è? Vattene, vattene, che sta avvenendo? Di, si può sapere cosa stai facendo qui dentro? Sto sciacquando la biancheria. E non hai ancora finito, no? Sì, ho finito. Oh, brava. Ed sei sicura che non ci sia nessuno lì fuori? No, nessuno. Ah, bene, allora va pure, penso io a vuotarlo. Ma no, sta tranquilla. Se l'Alfa 2 ce la fa a partire, con la confusione che ci sarà a bordo, chi vuoi che s'accorga che manco io? E se invece arrivano prima quelli, con la baraonda che succederà, credi proprio che vadano a pensare a me? Non sei convinta? No, Luigi. Che cosa risolviamo così? Proprio niente. Tu dovresti startene nascosto qui dentro, come un ladro, come uno che ha ammazzato. E io morirei dallo spavento ogni volta che bussano alla porta. E non sarebbe tanto per me, ma per il bambino. Vieni qui. Non devi volermene. Ti ho già aspettato una volta e sei tornato. Ti aspetterò ancora. Anzi, questa volta ti aspetteremo. È questa la motobarca dell'Alfa 2? Sì, è questa. Andiamo a imbarcarsi, su, senti! E cammina, cosa ti fai? Dai, Putello! Ma se lo sapete, ne parliamo assieme, Io non sto Avanti. Comandi, La motobarca che è a terra, che ordini ha? di imbarcare quelli dell'ospedale e di scostare appena alzeremo l'andariva. Va bene, grazie. Ho fatto chiamare il DM e il suo sottordini. Sono qui, comandante. Avanti, soldani. Vorrei avere notizie sulla macchina di sinistra. Se ne sta occupando lui, comandante, che è l'unico vecchio imbarcato degli ufficiali, ma tutto il personale è dietro la macchina di dritta e prima di domani quella di sinistra non potrà essere... Pronto? Sì? Ricevuto. La linea di difesa è crollata. Ora si tratta di dare vapore in qualunque condizione, almeno un attimo prima che arrivino sulla banchina. È chiaro? Dar vapore si può sempre, comandante, ma non sempre la macchina... Riesce a partire, siamo d'accordo, ma i due casi sono già stati esaminati e previsti d'intesa con il comando in capo di Pola. Un attimo prima che il porto cada nelle loro mani, io alzerò il segnale Sigma o il segnale Alfa. Sigma vorrà dire sto salpando. Alfa, sto autoaffondandomi. Ruit, ora, l'ora si avvicina. Adesso ritorni a bordo. Ringrazio Donna Adele per la gentile ospitalità. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti. Sono le navi dove ho cantato e suonato per 3 anni. Ve li lascio per ricordo. Grazie di tutto e buona fortuna. Ma ce la farete a partire prima che arrivino? Ma tutto è destino, cara Donna Adele. Qualche volta il destino uno se lo fabbrica con le proprie mani. Uno se lo crede perché il destino è spiritoso e si diverte a dare anche queste illusioni. Quando sarà finita la guerra, che cosa farai? Quello che facevo prima. E cosa facevi prima? Il posteggiatore a domicilio. Andavi a suonare nelle case? No, io suonavo a casa mia, a terra ferma. Il mare lo vedevo da lontano, dalla finestra. Se uno mi voleva sentire, poi quando se ne andava via, mi lasciavo qualche cosa a suo piacere. E non ti piacerebbe una vita più sicura? Più sicuro. E quella è la vita che oggi è sicura. Che volete dire, Donna Adele?
Oh, niente. Volevo soltanto dire che hai fatto tutta la guerra sulle navi e ora che è finita avresti diritto a una destinazione a terra, no? Se credi, Caparena potrebbe aiutarti. Ne abbiamo parlato. Pensaci. Sei ancora in tempo. Grazie, donna Dea. Grazie di tutto, ma il destino è più forte di noi e non bisogna sfrugugliarlo. Non era scritto. Arrivederci, donna Dea, e buona fortuna. Mi ha fatto chiamare, comandante. Sì, ma volevo parlare anche col direttore del tiro. È in giro con gli ufficiali per disporle le manovre di affondamento. Comandi, ammiraglio. Sì, ammiraglio. Ci siamo, sono già in vista le prime pattuglie. Informa i capiservizio che io vado sul ponte di comando e darò da lì tutti gli altri ordini. Sta bene, comandante. Aspetta un momento, scusa. Comandi. È per mia moglie. Affidala a un operaio che torna a terra. Sulla busta c'è anche il numero del telefono. Sta bene, comandante. Grazie. Sì, non può essere che al comando in capo. La prego, signorina, mi chiami appena ha notizie. Sì, grazie. Andrea! Oh, Dario. Non mi dici nemmeno da Ma accomodare. certo, scusami, è che... Non ero aspettato. No, anzi, ti prego. Mio padre non c'è? No, non c'è, ma lo aspetto da un momento all'altro. Ah, mi dispiace, ma io Un non momento, posso Dario. Tu eri venuto per parlare con tuo padre, più che giusto. Io in fondo non sono che la sua seconda moglie, ma proprio per questo ho diritto di conoscere le ragioni. Pensavo che tu le avessi capite. No, non le ho capite. Forse perché non ho avuto il tempo di conoscerti. Ma non le ha capite neppure tuo padre, e lui ti conosce. Mi conosce? Sì. Perlomeno nelle tue utopie di superuomo libero. No, stai tranquillo. Volevo solo arrivare al punto che mi riguarda. Perché sei andato via di casa lo stesso giorno del nostro matrimonio? Per non riuscire d'incomodo. Non sei riuscito che a far del male. E tuo padre allora si rese conto che una spiegazione era necessaria. E da uomo a uomo. Perché tu non eri più un ragazzo. Solo che poi venne la guerra e separò tutti. 2 giorni fa Andrea ha avuto l'ordine di... Il resto lo so, mi ha informato Caparena. Ma non sai niente tu. Caparena non può averti detto l'ansia e la gioia con cui tuo padre ed io siamo corsi qua. Poterci ritrovare finalmente dopo 3 anni di guerra. E poter ringraziare la provvidenza di tanto miracolo. E invece tu, Dario, con questo tuo assurdo atteggiamento, non hai ottenuto nessun altro risultato che quello di allontanarti ancora di più da tuo padre. Perché, Dario? Dimmi. Sono io che vi divido. Rispondimi. Tu non c'entri. E quale altra colpa puoi fare a tuo padre? Nessuna. E allora? È proprio questo che mi esaspera. Ma, Dario, ti rendi conto Lo so. di quello? Ti faccio l'effetto di un esaltato. Ma no, io non volevo... Lasciami dire. Io ho tutto il diritto di rinfacciargli che la famiglia doveva ricostruirla quando io ero bambino, perché allora mi era necessaria. Oggi non serve che a lui. E io non posso sentirmi che un estraneo in una casa dove c'è una donna che non mi è niente. Sì, è giusto. Ma non mi pare che tu possa fargli una colpa di essere rimasto 15 anni fedele alla memoria di tua madre. Ah, lo vedi tu stessa, eh? Io non posso fargli nessuna colpa. Ecco la mia inferiorità rispetto a lui. Oh, io trovo che è semplicemente vuoto di senso parlare di inferiorità di un figlio rispetto al padre. Non è mai stato un padre per me. Per me non ha avuto che modi e voce di uomo abituato al comando. Ma non posso fargli una colpa neppure di questo. Perché è arrivato a comandare dopo aver saputo obbedire. La disciplina l'ha nel sangue lui. Mentre io nel sangue ho la ribellione. E la uso. Ieri non ho voluto vederlo perché ero in carcere. Ma oggi sono un marinaio che parte con la sua nave. Prima di partire è passato da suo padre che è qui in piacevole riposo. Un incontro finalmente che non mi umilia affatto. È chiaro? Non so, non ti capisco. Ma forse è meglio che non vi siate incontrati. Non credo che i tuoi argomenti avrebbero portato ad una conciliazione. Infatti io ero venuto per una spiegazione. Già, me ne sono accorta. Bene, non mi resta che farti gli auguri di un felice soggiorno. Credevo che si fosse perduta quella fotografia di mia madre. Grazie anche per le margheritine. Dario,
L'Alfa 2 lascia fuori. Sì. Pronto? Pronto? Sì, sono io. Chi parla, prego? Ma lui dov'è? Sì, il comandante. Grazie. È un operaio che ha una lettera di Andrea. Tuo padre ha preso il comando dell'Alfa 2. Ma cosa succede? Sono le porte di Pola. Mio Dio, devo correre alla Fermati, banchina. dove vuoi andare? Non fare pazzie. Tra poco la banchina e il porto saranno un inferno. Dario! Dario! Stai tranquilla. Ora lui è il comandante Altesi ed io un marino di porto e sarà difficile incontrarci. Giù! No! Se arrivano sulla panchina si accappano come cazzi e andiamo a bordo! Smettila, se non vedo l'anda arriva non mollo di qui. Ma tu sta fa? Sta zitto, ignorante, stanno passando il doppino sulla boa. La boa viene in forza! Fila il cavo telefonico, fila! Avverti il comandante che il cavo telefonico si sta per spessare! A posto di blocco numero 3. Prime pattuglie corazzate sono entrate in città. Pronto? Pronto? Comandante, siamo completamente isolati da terra. Il telefono della boa si è spezzato. Ormai non serve più. Posto di manovra. Richiamiamo a bordo la motolancia e Alzolanda! mandiamo subito a terra gli allievi. Oppa, battere posto di manovra! Alzolanda! Alta Olanda! Alta arriva! Dai, sposta, andiamo! Fermi! Troverai tua madre sulla banchina. Mia madre? Sì, l'ho fatta avvertire io. Se ci sarà Buriana a terra, vai subito a casa, capito? Va bene, capo. Il comandante lavora al telefono. Vado subito. Forza, porta al rullo! Va bene, comandante, appena saranno a bordo faccio alzare la scala. E quando ti sarà possibile ti prego di farmi sapere se sono rientrati tutti a bordo. Pronto, macchina di dritta? Grazie. Pronto? Cosa succede? La macchina di dritta non risponde, comandante. Pronto, pronto! Il telefono col ponte di comando in avaria, vado su io a prendere gli accordi. Va bene, ingegnere. Tenente, vedi? Andreani. Giri. Kingston 10,5, Saracinesca 25 3/4. A dritta chiude, a sinistra apre. Da manovrarsi solo? Allo squillo visto dall'altoparlante. Devo ricordarle, comandante, che a dar vapore subito c'è il rischio di spaccare tutto irriparabilmente. Me ne rendo conto, ma non ho più tempo per scegliere i rischi. O va o spacca. Bene, comandante. E dato che la nostra linea telefonica non è ancora sicura, il momento preciso in cui darò vapore lo segnalerò con una lunga fumata nera dal fumaiolo di poppa. Siamo intesi però che se entro un minuto non vedrà muovere l'acqua dall'elica di dritta, è segno che non c'è più speranza di muovere. Intesi. Venga, Renzi. Berto, su, scosta! Lasciare il posto alla motobarca che sta arrivando. Via, scostare e filare dritti a terra. Padrone, sbarca gli allievi alla panchina e vai in arsenale, capito? Andiamo, ragazzi. Berti, saltare a bordo e... Silenzio, il vostro posto provvisorio per dormire è il locale 21 a Prora. Via, muoversi! Alza la scala. Ma perché alzano la scala? Non ti preoccupare, Paese, qua fanno esercizio. Ogni tanto alzano la scala. Sì, fanno la ginnastica. Perché c'è 3 ruote? Voglio visto che erano sacchi mazzato. In Kingston c'è un ufficiale, il trombettiere a posto. È stato controllato il fondale sotto la chiglia? Signor sì, 2 metri d'acqua. Bene, informiamo l'equipaggio. Subito, comandante. Tutti i locali, attenzione.
Qualunque uomo e per qualunque motivo si trovi al di sotto del secondo ponte, nel caso che venga trasmesso uno squillo di attenti, lascerà il suo posto per raggiungere il ponte di batteria nel tempo di 2 minuti. Qui tutto in ordine, comandante. La scala alzata, la coperta è sgombra e sono rientrati tutti. Grazie. Stanno per dare vapore, comandante. Va bene, vengo subito. Pronto, qui centrale di controllo, ricevuto, macchina di dritta pronta. Mare fumo! Apri! Apri, apri ancora! La macchina in moto! Avanti, forza normale! Alza Sigma! Alza Sigma! Vola la boa! Vola la boa! Toto! Toto! Totino! Totino! Dica, ha visto mio figlio? Non so, guardi dietro. Dai. Sì, l'ho visto il mio Toto! Sì, l'ho visto io. Si è nascosto a bordo per partire con la nave. La nave! E anche se in modo provvisorio, possiamo stare tranquilli. Pronta? Bene. Il tenente medico mi ha riferito che le ustioni riportate dal DM e dal capo meccanico non sono gravi, ma li obligano a un riposo assoluto. Da questo momento quindi dovrà rispondermi lei dell'apparato motore. Sta bene, comandante, ordini? Proseguiamo a lento moto, nient'altro per ora. Ordine per la gente, Come è comandante. stata sistemata? C'è nervosismo tra i nuovi imbarcati e così ho provveduto a mettere in ogni locale almeno un anziano. Ma sarà bene far sapere dove siamo diretti, comandante. Non lo so neppure io. Aspetto ancora istruzioni dal comando di Pola. Ma comincio a temere che... Beh, intanto facciamo un'esercitazione di posti di combattimento. Bene, comandante. Radio? Radio. Nessun segnale per noi. Niente ancora, comandante. Chiamiamo noi, Pola. Allora trovaste la biancheria? Sì, tutto a posto, grazie. Sei un Adesso vero dovete di amico. coperta, subito. E la barca? Sta lì alla scala, sta aspettando, vai figlio, Ah, vai. grazie di tutto, ragazzi. Buona navigazione a tutti, buon viaggio, Stani bene, auguri, auguri. Buona permanenza, A posto, Picciotti, Devo che c'è la meglio. Beh, e a bacca.
Abbacca giocava. Vigliacco, ci spezzerai un due. Addosso che c'è! Lega addosso! Voi due non eravate la batteria di Valle Verde. E tu non eri al deposito. E voi altri stavate tutti a terra. Come me, proprio come me. E adesso che la guerra è finita, invece di andarvene tutti a casa, vi ritrovate qui a bordo, proprio come me. Siete un branco di pecore tutti quanti. Attenzione, tutti ai posti di combattimento per il controllo dei ruoli. Da che aspettate a muovervi? Sbrigatevi e filate i vostri posti. Guarda un po'. Ci voleva l'aria di mare per farti diventare lupo. Pola non risponde, comandante. Chiamiamo il comando in capo di Venezia e chiediamo istruzioni. Sta bene, comandante. Qui c'è vocalino incendio riservetta mitragliera antiaerea numero 3. Come ti chiami? Kopovic. È a posto. Bene, continuate in coperta, io vado giù. Capo, Che c'è? capo, potrei avere cosa? Mi pare di averti visto qualche altra volta. una destinazione giù nei punti coperti. Perché hai paura che piova? No, è che... Bene, ti metto in nota per un posticino con doppi servizi e bagno maiolicato. Locale 91. Chi è ai circuiti? Io. E alle tubolature? Ci sono io. Beh, ora vi devo dire quello che dovete fare qui al posto di combattimento. Toh, anche tu sei destinato qui? Sì, la linea telefonica. Allora, il chitarrista l'ha azzeccata giusta. Eh? Già, pare anche a me. Cosa fai qui? Perché non sei a posto di combattimento? Ho messo prima a posto di sicurezza la chitarra. Ah, perché secondo te la chitarra sarebbe sicura qui? E già, questo locale è a giusta altezza. Se vengono le bombe aeree, io piglio la chitarra e la porto più a basso. Se invece arriva un siluro, io la piglio e la porto più sopra. Ah. Ah. I topi. Ai topi ci penso io. Tu va a posto di combattimento. Vai! Ora t'accomodo io. Locale 91. Niente, chiamata per controllo di linea. Ricevuto. Dario. Devi avere un sergente meccanico e un sottocapo elettricista. Sì, sono a posto. E quello lì? Beh, tienilo con te. Lo aggrego al tuo rancio. Vai. A proposito di... come ti chiami? Tommaso Fanin. E cerca di farti vedere il meno possibile. Vieni dentro.
Tu cosa sei? Allievo meccanico volontario. Volontario, eh? Guardala un po'. Questo poteva andarsene a casa e seguitare a poppare, e invece si è nascosto a bordo. Ma io... Per provare com'è la guerra su una nave da battaglia, no? Gonfiarti la faccia dei conassoni sarebbe poco. Ehi! Lascialo in pace. Vai, sederti laggiù. Cos'è? Ti dà fastidio se ti istruisco il pupo? Ma tanto se non glielo dico io, glielo dirà un altro. Che la guerra l'hanno fatta solo quelli dei caccia e dei sommergibili. Quello lì se l'è scapolata da 2 affondamenti. Raccontaglielo un po', così lo tieni allegro il ragazzino. E anche l'anziano. Sei un tipo un po' nervoso, tu. O mi sbaglio? Ci fai uno sforzo tu a essere calmo. Cosa ne sai tu? Discorsi, tu sei di borda, noi invece ci imbarcati all'ultimo momento senza nemmanco... Basta! Smettila con ste storie. E tu lo sai dove ci portano? Attenzione, l'unità ha avuto l'ordine di recarsi a Cattaro per imbarcare i profughi civili e trasportarli in salvo nella penisola. Ora prevista di arrivo, ore 4. Saremo davanti a Cattaro alle prime luci dell'alba, cioè non prima di un'ora. Vada, intanto può riposare lei. Grazie, comandante. E anche lei. No, comandante. Nella stazione RT c'è una sedia a sdraio. Su, andate. Buonanotte, comandante. Buonanotte, comandante. Avanti. Mi ha fatto chiamare, comandante. Sì. Volevo sapere di quell'allievo meccanico. Perché hai voluto partire con la nave? Mo, entusiasmo di ragazzo. Quanti anni ha? 15. E dov'è ora? Dorme in un locale qui sotto, vicino a Dario. E Dario dorme? Non credo, comandante. Perché lo hai affidato proprio a mio figlio, quel ragazzo? Non lo so. Forse perché anche suo figlio una volta si nascose a bordo per poter uscire in mare con lei. Aveva giusto 15 anni. Già, ma sono passati alcuni anni da allora. E sono cambiate tante cose. Sì, comandante, ma sono cambiate più cose da ieri a oggi. Non riesci a spiegarti perché non abbia ancora chiamato mio figlio, vero? No, io credo, anzi, comandante... Ma certo. Ora sono il suo comandante e non potrebbe rifiutarsi. Come ha fatto ieri. Posso assicurarle, comandante, che se lei... No, caro Arena. Proprio perché sono il suo comandante, non posso essere io a chiamarlo. Né sarà lui a venire da me. E devi averlo capito anche tu. Tant'è vero che non hai ancora avuto il coraggio di parlargli. Come vedi, questa nave che avrebbe potuto riunirci ci ha divisi ancora di più. Avanti. Io smonto, comandante. Buon riposo. Io monto, comandante. Buona guardia. Vado a passare la rotta, comandante. Mia moglie l'aveva offerta a te. Ti ringrazio quindi doppiamente del pensiero. Comandante, la radio ha intercettato un segnale dato all'aria. Le bocche di Cattaro sono state minate. Diminuiamo di velocità. Intanto chiediamo altre istruzioni a Venezia. Bene, comandante. Siamo a Cattaro? A Cattaro un accidente. Poggia! E svegliatevi un po'. È cambiato programma un'altra volta. Su, sveglia, sveglia! Sveglia, ma mo ci racconti che c'è, eh? A Cattaro non si va più. E dove andiamo? E che ne so. Sì, lo so io. Vogliono portarci a sud.
Cosa? E chi te l'ha detto? L'ho sentito adesso in coperta e voglio andare ad assicurarmi. Veniamo anche noi. No, ci vado da solo. Non facciamo confusione. Lancia comando. Lancia comando. Venezia non risponde, comandante. L'area è piena di segnali che si incrociano da tutte le parti. Non si riesce a capire più nulla. Ha ricevuto. Ci resta una sola speranza. Tentare di venire in collegamento con l'unità comando flotta che è qui nel Tirreno. Intanto per allontanarci dalla costa dalmata aumentiamo i giri e accostiamo per sud. Sta bene, comandante. Macchine di dritta, mezza forza. Rotta 180. Rotta 180. Stiamo andando a sud. E non vi muovete? Lo sapete che rotta a sud significa campo di concentramento? Smettetela, è cominciato a fare un po' di silenzio. Non è vero che andiamo a sud. Ecco lì, stiamo accostando un'altra volta. E cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo aspettando istruzioni e può anche darsi che quando arriveranno metteremo la prua a sud. E allora? E allora è bene sapere in tempo come la pensa ognuno di noi qua dentro. Come la penso io, te lo dico subito. Io mi trovo qui per sbaglio e non c'entro con voi altri. E non me ne importa niente di queste storie. A me mi basta che mi fate sbarcare in un punto qualunque, su un pezzo di terra ferma. Io ero a terra e ho il diritto di tornare a terra. Anch'io ero a terra. E anch'io faccio una questione personale, come lui. Io dico questo, la guerra è ormai finita e secondo me chiunque è riuscito a portarsi a casa la pelle ha diritto di pensare ai suoi interessi e basta. Credo di non essere il solo a pensarla così. No, non sei solo, ma questi sono fatti personali. Che dici? Te l'ho già detto prima. Lo so e non ti do mica torto. E dunque? E dunque se non mi fai parlare? E parli. Io ho fatto tutta la guerra sul 21. 146 missioni. Quella sì che è la mia nave. E avevo il diritto di rimanere lì a bordo fino all'ultimo. Ed è appunto questo quello che vi volevo dire, che i motivi di ognuno sono diversi, ma la conclusione è uguale per tutti. Noi non dovevamo trovarci a bordo, perciò non abbiamo niente a che fare con questa nave. E allora? Concludi. È semplicissimo. L'Alfa 2 deve puntare verso la terra più vicina, sbarcarci tutti al sicuro e poi autoaffondarsi. E se siete tutti d'accordo ci vado io dal comandante prima. Non è il momento. E perché? Può darsi che il comandante decida di fare proprio come vogliamo noi. E allora? E allora è inutile far storie prima. Sì. E se decide di andare a sud? Gli faremo sapere come la pensiamo. Come la pensiamo chi? Noi. Noi siamo 50. Ce n'è altri 800 a bordo. E poi ci sono i sottufficiali e gli ufficiali. Storie! Noi rappresentiamo l'interesse della massa. Nella massa ci sono 200 anziani di bordo. E beh? Potrebbero non aver nessuna voglia di vedere andare a fondo l'Alfa 2. E che ne sai tu? Io sono un anziano. Me ne infischio che cosa sei. Voglio sapere se sei con noi o no, capito? Chiudi bene quel portello. E tu, vai fuori e resta di guardia. Il capocannoniere sta passando la ronda. Se vedi che fugge da queste parti, fischia. Muoviti. Parlo nel caso che venga l'ordine di far rotta a sud. Siamo intesi? Sì. Siete tutti d'accordo che la nave debba andare in costa ad autoaffondarsi? Beh, siete d'accordo o no? Sì, siamo tutti d'accordo. E se c'è qualche crumino, me la vedo io con lui. E tu eri pronto ad andare dal comandante a raccontargli le tue ragioni e magari quelle degli altri, vero? Proprio io.
Ci vuole altro che le vostre storie per un comandante come Artesi. Sì, se ne accorgerà, comandante Artesi, ha ragione. Finitela. Basta, fate silenzio. Gli argomenti buoni ci sono. E li ho io. Ma bisogna obbligare il comando a starli a sentire. E c'è un solo mezzo. Agire di sorpresa. E con la forza. E con la forza? E noi soli? Siamo 50 e bastiamo. 50 contro 800. Vi ho detto che bastiamo. E ora ve lo dimostro. Fra poco metteranno in moto anche le macchine di sinistra e... Niente, comandante. L'unità comando della flotta non risponde. Lancia comando, le vedette segnalano 3 ricognitori a quota 2000. Ricevuto. Ci stanno cercando. Facciamo attenzione che non filtri nessuna luce in coperta. Invertiamo la rotta e continuiamo a chiamare Sigma 1. Sta bene. Vieni a dritta. Torni dalla ronda? Signor sì. Che c'è di nuovo? La gente dorme, ma ce n'è molti che non dormono. Perché non dormono? Comandante, i nuovi imbarcati hanno quasi tutte le famiglie al nord e se dovessimo andare a sud... Nessuno può capirli meglio di me. Ma non sono motivi che io possa far pesare sulla decisione che prenderò non appena avrò un elemento di valutazione. Comandante, un radiogramma per noi. In chiaro? Signor sì. Raggiungete immediatamente Ancona entrando in porto. Filmato indecifrabile. Diamo subito la rotta, comandante. È stata chiesta la ripetizione della firma? Sì, ma non hanno dato più risposte. Su che onda risulta trasmessa? Su R9, quella dei nostri comandi navali a terra. Già. Ma i nostri comandi navali a terra sanno perfettamente che l'Alfa 2 non può entrare nel porto di Ancona, perché i fondali non sono sufficienti. È una trappola mal congegnata, però. Mi porti subito il brogliaccio RT con tutti i segnali radio intercettati stanotte. Sta bene, comandante. A ordini, comandante. Hai proprio deciso di non riposare stanotte? Grazie, non sono stanco, comandante. Gli aerei non si sono più sentiti. Sì, ma non è buon segno. Vuol dire che ci hanno già individuati. E c'è da aspettarsi che alle prime luci dell'alba... Chiamami la macchina di sinistra. Pronto? È il tenente Vanni, comandante. Senta, Vanni, occorre sollecitare. È probabile che tra poco avrò bisogno di tutte e due le macchine, nell'eventualità di dover mettere a tutta forza e forse anche a massima forza. Siamo quasi pronti, comandante. Signor sì, tutto normale. Grazie. Il brogliaccio RT, comandante. Lancia comando. Stiamo ricevendo una nota che parla del Sigma 1. Ricevuto. È l'unità comando flotta. Vado, comandante. Sembra di essere ritornati 200 anni indietro. È come se ci trovassimo per mare con una nave a vela, lontano dal mondo, in mezzo a un oceano in tempesta. Questa è la sola voce che è stato possibile sentire stanotte in tanta baraonda. Ciascun comandante di unità o di forze isolate si regoli secondo la propria coscienza e per il solo bene del paese. Comandante! La nave Sigma 1. Plancia. Macchina di sinistra pronta, comandante. Rotta a sud. E avanti le due macchine a porta normale. Avanti normale. Sinistra avanti normale. Ricevuto. Apri vapore. Benissimo. Cosa venite a fare qui? Sono foghisti, nuovi imbarcati. Il direttore di macchina li ha mandati giù a far pratica. C'è un altro gruppo nelle macchine di sinistra.
State a posto, Svensson. Dove vai? A prendere olio. Pronto? Pronto? Qui in macchina di dritta. Ah, sei tu, Dario? Sì, sono io. Anche qui siamo a posto. Va bene, allora fermiamo le macchine. Chiudi il vapore. Cosa succede? Pronto, macchina di sinistra. Pronto? 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 Andiamoci a vedere. In quale macchina è Dario? Nella macchina di sinistra. Comandante, le macchine non rispondono. Nemmeno con la centrale. Deve essere successo qualcosa. Sì, comandante. Ma niente di grave. Vieni, venga anche lei. Attenzione per gli aerei. Cosa succede? Hanno occupato le due macchine e la centrale di controllo. No, qualche contuso. Hanno armi? Qualcuno. Quanti sono? Una cinquantina. Tutti nuovi imbarcati, vero? Signor sì. Comandante, basterà svegliare No, un po' aspetti un d'anziani. momento. Voglio prima riportare alla ragione questa gente. Ce n'è un gruppo qui sotto, comandante. Ah, una commissione? Qui, nella mia funzione di comando, non accetto e non ricevo commissioni. Parlerò con uno solo scelto da loro. E cerchino di sbrigarsi. Hanno un minuto di tempo. Signor sì, comandante. A ordine. È già chiaro. Se ci facciamo sorprendere anche con la nave ferma. Raddoppiare l'attenzione agli aerei. Bene, comandante. Avanti.
Tu rappresenti i tuoi compagni? Sì. Ti hanno scelto o ti sei autoscelto? Mi hanno scelto. Suppongo che come anziano di bordo devi esserti reso molto utile per meritare una così completa fiducia. Ho agito secondo la mia coscienza. Non ne dubito. Comunque ti avverto, se i motivi che sei venuto a far valere riguardano questioni o interessi personali, è inutile. Intesi? Non sono qui per questioni personali. Dunque avete deciso di fermare le macchine per essere ascoltati. Vi siete resi conto che una nave ferma non è una minaccia solo per il comandante, ma per la sicurezza di tutti? Questo avrebbe fatto considerare con più urgenza la nostra richiesta. Vedo che non ti è sfuggito nulla. Bene. Che cosa volete? Vogliamo che l'Alfa 2 vada in costa ad autoaffondarsi. È una vostra proprietà. Un vostro bene privato, questa nave. No. E nemmeno del comando. Giusto. E quindi in nome di che cosa domandate la distruzione di un bene che non è né mio né vostro? Esiste un onore anche per le navi. Ah, una lezione di etica navale. E proprio da te. Bisogna avere una buona dose di... Scusami. Ma è che non ero preparato a riceverti come paladino di queste teorie. Non sono teorie, sono fatti. Andare a sud vuol dire andare ad arrendersi. E sei proprio sicuro che siano così nobili i motivi che hanno spinto anche i tuoi compagni a fermare le macchine? Non parlo in loro nome. Parlo in nome di quelli che non potranno più far sentire le loro ragioni. Perché su questa nave e per questa nave sono morti. Capisco. Non hai voluto lasciarti sfuggire l'occasione di poter trattare finalmente da pari a pari, vero? No, io non ho inteso affatto di Ora non c'è tempo per noi. Ecco l'unico ordine ricevuto stanotte, e non è rivolto solo ai comandanti, ma a tutti. Decidete secondo la vostra coscienza e solo per il bene del paese. Ed è stata certamente la fiducia in un bene che ha fatto decidere il comandante in capo della flotta a mettere la prua a sud, cioè su una rotta che doveva segnare il cammino verso la morte per tutti. Guarda, in seguito ad attacco aereo tedesco, la nave da battaglia Sigma 1 è andata perduta. Nell'affondamento sono morti il comandante in capo della flotta e quasi tutti i 1400 uomini dell'equipaggio. Sì, sono morti senza combattere ma senza vergogna, perché sono caduti sulla strada dell'obbedienza. La strada che tuo padre segue da 20 anni senza avervi mai incontrato il disonore. Stai tranquillo e rassicura anche i tuoi compagni. Io non vi porterò mai verso una resa. E se dovessero obbligarci ad ammainare la bandiera, l'Alfa 2 farà sentire ancora la voce dei suoi cannoni e fino all'ultimo respiro. Perché una nave che è in grado di muovere e di far fuoco non può conoscere che una sola maniera di affondare. E suppongo che non ti sarà affatto difficile spiegarlo anche agli altri compagni, perché nelle tue vene scorre il mio stesso sangue. Ora vai. Dario. Ora non c'è tempo per noi. Allarme aereo, venite via tutti! Ehi, calmati, e se fosse un trucco per farci sgombrare? Avanti, tutta forza! Non è un trucco! Lasciate libere le macchine, andate tutti a posto di combattimento, via! Tu vieni qui, devi avvisare quelli in macchina di sinistra. Tu correre centrale, va bene? Un momento, che scherzi sono questi? Smettila e vieni a posto di combattimento. Avanti tutta forza! Apri vapore! Apri vapore! Le macchine sono in moto! Distanza degli aerei 10.000, il rapido avvicinamento. Berlin! Cosa succede? Chi è che chiama? Ordine di Dario! Dove sei? Dove è Dario? Di combattimento! Vigliacco, io vado a rompergli il muso. Il
Distanza 6.000. Pezzi in porteria! Vieni, prendi il mego. Aprire il fuoco! Fermati. Dove vai? La porta a basso, qua non è tanto sicuro. Vengo con te. Di. Spicci. Uè, Barba! Dov'è Dario? Che c'è? Giovanotto, ammaina. Questo segno significa chiuso in combattimento. Pianta, Terù! Ma che cafò. Vieni 10 gradi a dritta. Non sente ancora il timone. Perché hanno cessato il fuoco? Non so, comandante. Il direttore del tiro. Cosa c'è? Il vento in poppa manda il fumo dentro e toglie la visibilità agli apparecchi. Non posso far nulla, il bastimento non è ancora privato e non manovra. Dirigelo io con gli apparecchi esterni. Comandante, io... Venga con me per le trasmissioni. Seguire gli indici elettrici della plancia. Comandante, attento l'aereo! Comandante! Sì, ci ha traditi lui. Lui non c'entra. Ah, non c'entra. No. Locale Dico di non no. è moto gruppo 6. Ah, che ne sai tu? E che Metti in moto, metti in Ma che moto. c'entra quello che ha raccontato al comandante? Siete tutti vigliacchi, che cosa c'entra? Se ci andavo io. Ma smettila, tu non sai che cosa vuol dire farsi incocciare fermi in mare aperto da un attacco aereo. Via così, niente a dritte. Facciamo attenzione se dovessero tornare all'attacco. Aereo simulante all'attacco! Settore prova dritta! Aerei siluranti. Via così, Sì, niente a comandante. sinistra! Niente a Abbiamo sinistra! gente non pratica a bordo. Avvertire i locali inferiori che verifichino bene la chiusura delle porte stagne. Sta bene, comandante. Distanza 8000! Punteria sul bersaglio! Corri dei pezzi! Toto, vai nel locale 91 e avvisa Dario di correre in plancia. Va bene! Ha sganciato, vieni tutta dritta, macchina massima forza! Dario, apri! Apri, Dario, apri! Dario! Tutto a dritta! Tutto a dritta, senti poco il timone! Plancia, comando. Dal ponte di corridoio comunicano che l'allagamento è stato limitato al locale 91. Il personale non ha fatto in tempo ad uscire. Pronto? Pronto? Comandante, parlano dal locale 91. Chiedono di lei.
Pronto. Pronto. Qui parla il comandante. Papà!